Buongiorno a tutti, da Palazzo Ferrofini, della sede del Consiglio regionale del Veneto, il palazzo più rappresentativo di tutti i veneti. Davvero buongiorno, grazie, una mattina, anche questa mattina importante. Ho il piacere, e parto nel ringraziare subito i presenti, per poi illustrare la fortuna di avere illustri presenti questa mattina come il sindaco di Borgo Veneto Michele Sigolotto. Buongiorno sindaco. Il dirigente medico oncologia dello IOV di Padova, che io ringrazio sia per essere qui e per tutto il lavoro che fate tutti i giorni per noi, Carlo Alberto Giorgi, la dottoressa Monica Bernardinello per il gruppo Donne Passeggiate in Rosa insieme alle altre socie, tutte presenti qui che ringrazio, Luisanna Businaro, De Toni Emanuela e Manuela Vetrali. Davvero grazie, buongiorno e benvenuti ancora a tutti voi. È davvero con grande piacere e profonda emozione che vi diamo il benvenuto a questa conferenza stampa alla presentazione della quinta edizione della Passeggiata in Rosa, che si terrà domenica 14 settembre, prossimo 21, un appuntamento che ormai è diventato il simbolo di solidarietà, sensibilizzazione, di speranza per tutta la comunità di Borgo Veneto e non solo, ma io direi di tutta la provincia di Padova, provincia di Padova, Rovigo, Venezia, insomma e anche Verona. Questa manifestazione nasce con un obiettivo chiaro, importante, quello di sensibilizzare sul tema della lotta contro il cancro al seno, promuovendo l'informazione, la prevenzione, il sostegno alla ricerca scientifica. Un cammino, una traversata, un cammino, in questo caso, quello della Passeggiata in Rosa, che vorrebbe unire idealmente e concretamente tante persone, far vivere un momento importante a tante persone, tutte mosse dalla volontà di far davvero la propria parte in questa grande sfida che, grazie al lavoro di tanti, per fortuna, come stiamo ormai vincendo su molti fronti, e che però la sfida deve essere è ancora lunga per raggiungere il risultato che ci siamo prefissi tutti, e cioè far star bene tutti i nostri concittadini e tutti i nostri cari. Vorrei sottolineare che l'intero ricavato, come magari si ritiene scontato, ma non sempre lo è, sarà devoluto allo IOV, alla nostra eccellenza veneta, che ha sede a Padova, anche alla sede a Castelfranco da qualche anno, ahimè, devo dire da padovano, ma per fortuna anche di che siamo una regione unita, una realtà di eccellenza che ogni giorno, come dicevo, è in prima linea per noi, per la cura, la ricerca, l'assistenza a tutti i nostri pazienti oncologici. Ringrazio davvero tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, Sindaco, tutta la tua amministrazione, per questa nuova e quinta edizione della Passeggiata in Rosa, le associazioni, i volontari, naturalmente tutti quei partecipanti che invitiamo e invito a essere presenti domenica, perché di fatto testimoniano un impegno concreto e condiviso con la partecipazione. Con questo spirito vi invitiamo quindi a scoprire tutti i dettagli con questa conferenza stampa e anche poi in tutte le informazioni che ci diranno dove trovarle su questa edizione 2025 della Passeggiata in Rosa, a camminare tutti insieme a noi, ancora una volta per una causa che riguarda tutti e che davvero ci vede tutti partecipi. Con questo spirito chiedo, se è possibile, di lanciare il video che credo che dovrebbe essere pronti, per poi lasciare il timone al sindaco Michele Sigolotto di Borgo Veneto. Prego.
Eccoci, bellissimo, emozionante rivivere le immagini delle passate edizioni. Inviterei qui a prendere posto a fianco a me il sindaco Michele Sigolotto, sindaco di Borgo Veneto, per ufficialmente raccontare, ringraziando anche perché ci sarà un dispiego di forze importanti tra associazioni, volontari, protezione civile, alpini, immagino che saranno tutti stati coinvolti per questa bellissima passeggiata in rosa. A partire da ora ci tingiamo tutti di rosa, tra Santa Margherita d'Adige e Borgo Veneto. Benvenuto sindaco, grazie Michele, a te il timone di questa conferenza stampa. Buongiorno a tutti, grazie vicepresidente per l'invito. Per noi è un piacere poter essere qui oggi a parlare di cose importanti, qual è la solidarietà, la ricerca, ma soprattutto il fare comunità. Cosa posso dire? Una realtà come Borgo Veneto, che sappiamo è un comune nato da poco da una fusione di 3 piccoli comuni, vedere il risultato che questo gruppo spontaneo donne, come lo chiamo io, che oggi sono qui presenti in rappresentanza di un gruppo molto più folto, e riuscire a mettere in piedi una situazione così in crescita. Che l'ultima edizione ha visto quasi 500 adesioni, in una realtà così piccola è un obiettivo raggiunto importante. Ma perché? Perché quando si parla di solidarietà, di ricerca, noi tutti comunque conosciamo, abbiamo avuto purtroppo esperienze dirette con qualcuno che ha avuto necessità di cure, e sapere che ognuno può dare il proprio contributo partecipando a una semplice iniziativa che fa anche comunità, fa aggregazione, questo penso sia molto stimolante per chi organizza, che lo fa in maniera proprio spontanea, ma soprattutto per chi lavora per la ricerca. Ringrazio il dottor Giorgi, che mi sembra sia sempre stato presente anche dalle prime edizioni. Noi ci siamo come comune e vi ringrazio anche per poterci essere qui oggi a spiegarlo come amministrazione, ma come comunità di Borgo Veneto, ma in particolar modo la località di Santa Margherita, perché tutti assieme riusciamo veramente a produrre qualcosa di importante. Tutto lo staff che è messo in piedi, guarda, mi sento di dire che lo fanno in maniera... Non ho mai visto un'adesione così importante anche nel controllo del territorio. Quando lo dicevo prima alle signore che hanno organizzato questo evento, che quando chiedono di adesione a questa cosa c'è proprio quasi una spinta a poterci essere, poter partecipare, perché è importante ed esserci e dare il proprio contributo in maniera distinta, diversa, per carità, però credo sia una cosa molto... Possiamo andare orgogliosi di questa iniziativa, quindi poterlo spiegare qui oggi nella sede regionale, insomma, il Consiglio regionale del Veneto, per noi è un momento veramente gratificante e insomma... Io vi ringrazio di cuore, ringrazio soprattutto chi ha pensato questa cosa qualche anno fa, che oggi sono qui e che continuano a perseguirla, e anche, devo dire, molto intraprendenti, con tante novità e dove raggiungono l'obiettivo. Quindi veramente un grazie di cuore a tutti e a tutti coloro che parteciperanno. Vi aspettiamo domenica 14 in località Santa Margherita a Borgo Veneto, c'è spazio per tutti. Grazie Sindaco, anch'io mi unisco io devo dire che sono molto vicino a questa tematica. Qualcuno lo ha anche appreso nei giorni scorsi, perché quindi tantissimi complimenti a questo gruppo donne che insomma credo aver capito che nasce da voi con grande forza, e questo è lo spirito che le donne hanno. Noi Michele forse alle volte come momenti non riusciamo a comprenderlo fino in fondo. Noi abbiamo ospitato, ho avuto il piacere anche per le stesse insomma scopo anche altre iniziative nei giorni scorsi. Mi ha visto vicino in tempi non sospetti alla nascita di queste realtà. Io non ho avuto il piacere di conoscere fin dalla nascita il vostro gruppo donne, il vostro spirito nelle prime edizioni, ma cercherò di recuperare il terreno perduto. Intanto vi faccio davvero tantissimi complimenti. Nel farlo io inviterei il dirigente medico dell'oncologia dello IOP di Padova, il dottor Carlo Alberto Giorgi, che ringrazio e che vorrei davvero lasciare ampio spazio per raccontarci anche la parte, diciamo, magari più dolorosa, ma che in verità è la parte più bella, perché voi con il vostro grande lavoro rendete possibile ciò che qualche tempo fa non lo era. Prego, dottor Carlo Alberto Giorgi. Grazie, intanto buongiorno, grazie per l'invito, per essere qui per me è un onore. Porto i saluti ovviamente della mia direzione sanitaria, della direzione generale, della direzione scientifica dell'istituto, e i saluti anche del mio direttore, la professoressa Guarneri, che oggi non può essere qui benché invitata per motivi internazionali, di un evento internazionale. Sono onorato di essere qui, però a rappresentare l'istituto e ad essere qui anche con i rappresentanti di chi ha organizzato questo evento ormai da anni.
perché posso dirlo di averlo visto nascere. Ho partecipato a quasi tutte le edizioni, forse tranne la prima probabilmente, e ne sono orgoglioso perché faccio parte anche del territorio, vengo da quelle zone, quindi sapere che la comunità è così sensibilizzata sia alla prevenzione che alla ricerca e che dà fiducia all'istituto in maniera così importante di anno in anno, e che questa fiducia viene poi riproposta ogni anno in maniera sempre più presente anche come partecipazione, mi riempie personalmente d'orgoglio, quindi sono doppiamente felice di essere qui oggi a rappresentare l'istituto. In un evento di questo tipo, come la passeggiata in rosa, in realtà per noi è fondamentale. Può sembrare una goccia in un oceano di volontariato, in realtà eventi come questo raccolgono dei fondi che servono a noi come istituto per portare avanti dei progetti di ricerca davvero importanti. Lo IOV ormai quest'anno ha compiuto 20 anni, in 20 anni è cresciuto molto, è diventato un centro di riferimento non solo regionale e nazionale ma anche internazionale per la ricerca. Portiamo avanti progetti di ricerca davvero molto importanti, e di molti di questi nascono e vengono pensati e ideati allo IOV, e tutti i fondi che vengono destinati al nostro istituto, quindi anche quelli che derivano da un evento come la passeggiata in rosa, servono proprio a questo, servono a creare dei progetti in cui lo IOV diventa capofila non solo territorialmente ma anche a livello nazionale, quindi ci permette di fare grandi cose. La passeggiata in rosa l'ho vista nascere, l'ho vista crescere, l'anno scorso è stato un evento davvero importante, io spero che quest'anno si riesca addirittura a superare quello dell'anno scorso, e di anno in anno spero che possa crescere sempre di più, perché davvero come popolazione ci siete molto vicini e ci aiutate molto, e in questo non posso che ringraziare ovviamente tutte le organizzatrici dell'evento e il sindaco che partecipa anche in maniera attiva all'evento. Questo evento ci permette di fare davvero tanto, e non è scontato dirlo, non è scontato ribadirlo anche in una conferenza stampa. Lo IOV è molto presente nel territorio, e il fatto che anche il territorio lo riconosca come una presenza importante, tanto da poter destinare dei fondi, per noi è motivo di orgoglio, quindi siamo doppiamente felici. Lo sono ancora di più perché pensare che Borgo Veneto non è proprio vicinissima a Padova, benché sia comunque della provincia, perché è una zona periferica, mi riempie doppiamente d'orgoglio pensare che una piccola comunità così periferica in realtà partecipi in maniera così attiva e ci dia un aiuto così importante di anno in anno. Io spero di potervi essere vicino anche negli anni futuri, di poter patrocinare l'evento come IOV. Questo mi riempie ogni anno di immenso orgoglio. Ringrazio tutte le organizzatrici, ringrazio il sindaco. Non voglio rubarvi troppo tempo per questa conferenza stampa, voglio solo ringraziarvi nuovamente per tutto quello che fate per noi ogni anno. Ogni euro donato allo IOV non è un euro sprecato, diventa progetto di ricerca, diventa cura per i pazienti, per cui tutto quello che fate ha davvero un significato molto più profondo di quello che sembra, quindi ancora un grazie dall'istituto, e riporto ancora i saluti di tutto quanto l'istituto che oggi rappresento, ma che nelle istituzioni non sono potuto essere qui. Grazie mille. Grazie a lei, dottor Giorgi. Adesso, non per ultima, ma per prima, il motore, in rappresentanza credo di tutte le altre donne qui presenti in sala in conferenza stampa questa mattina, la Monica Bernardinello, non so se lei è presidente, dottoressa Bernardinello, per il gruppo Donne Passeggiate in Rosa, il motore, il grande lavoro, quindi tantissimi complimenti, a lei la parola con grande emozione e anche grande riconoscenza. Prego. Grazie dottor Soranzo. Allora, innanzitutto io ringrazio chi ha permesso oggi di essere qui con noi per dare lustro e dare pubblicità al nostro evento. Noi nasciamo come Passeggiata in Rosa nel 2019 e vi chiederete come mai un gruppo di amiche si sono unite per questa manifestazione, per proporre questa manifestazione. Purtroppo una componente del gruppo ha toccato come esperienza, come prima persona, la patologia del tumore al seno. E il suo gruppo di amiche di sostegno ci siamo riunite tutte insieme e abbiamo pensato perché non essere di sostegno anche ad altre persone che si trovano in questa situazione. Un sostegno sia da un punto di vista di cura, di prevenzione, ma anche un sostegno psicologico che non è da sottovalutare. Così abbiamo pensato appunto al progetto della Passeggiata in Rosa.
Il nostro è iniziato appunto nel 2019, poi ha avuto uno stop obbligato, diciamo così, per gli eventi che conosciamo bene. Abbiamo ripreso al 2022 e a tutt'oggi stiamo crescendo come realtà, stiamo crescendo come numeri e stiamo crescendo come gruppo. Il nostro, come ha detto il sindaco prima, è un comune giovane, composto da 3 piccole comunità che però posso dire che ci hanno sempre sostenuto in questi anni, sia da un punto di vista logistico ma anche da un punto di vista economico, perché abbiamo chi ci sostiene da un punto di vista economico con le offerte, non solo con le iscrizioni il giorno stesso della manifestazione, ma anche un supporto economico per affrontare le spese per fare la manifestazione. Ci siamo appoggiate allo IOV di Padova perché crediamo in questa realtà, ne abbiamo toccato con mano la necessità e credo che ormai in tutte le famiglie ci sia, o bene o male, qualche caso che ci ha colpito, insomma, se non è un tumore al seno è qualche altra cosa. Quindi purtroppo noi crediamo in quello che fanno e ringrazio il dottor Giorgi che oggi, come ha detto lui, ormai fa parte della storia, fa parte del gruppo e ci supporta ogni anno. Che dire, l'aumento del territorio di sostegno alla nostra manifestazione ci stimola come gruppo a far sempre meglio, non solo a credere in noi stessi ma anche a beneficiare di questo stimolo e ci ha portato qui oggi, che per noi è un grande risultato, e per poter dare maggiore visibilità al nostro evento, che ricordo è domenica 14. E ringrazio il nostro sindaco Michele che ci ha sempre supportato dall'inizio, sia logisticamente che dandoci tutti gli sprone, tutte le indicazioni in merito, non possiamo altro che fare che ringraziarlo. Ringrazio il presidente Soranzo per l'ospitalità, tutti coloro che ci hanno supportato in questi anni, speriamo che lo facciano anche in futuro. E niente, non mi resta altro che invitarla, se per lei è possibile domenica a presenziare alla nostra manifestazione e darvi appuntamento a domenica prossima, insomma 14 settembre. Grazie a Monica Bernardinello, io cercherò di esserci anche se ho delle difficoltà logistiche proprio domenica mattina perché ci sono 4 manifestazioni. No, scappi Monica, che abbiamo voluto lasciare ampio spazio a voi, al gruppo donne, perché siete il motore e quindi volevo anche chiedere un po' qualcosa di più. Sì. Voi siete nate in modo spontaneo, è stata iniziata, ci piacerebbe conoscere come nasce questa iniziativa, cioè il retroscena di un pensiero, il retroscena è che noi profondo normalmente, è profondo nel cuore delle persone. Fondamentalmente siamo un gruppo di amiche che operano in parrocchia. Ci siamo sempre sostenute, ma questa non è la prima manifestazione che abbiamo organizzato, abbiamo fatto anche altre manifestazioni come sfilate di moda d'epoca, cioè ci siamo sempre dilettate un po' per il nostro territorio, insomma, per la nostra piccola realtà. E tutto è scattato per la passeggiata rosa, come ho detto prima, è scattato quando abbiamo toccato con mano, una parte del gruppo ha toccato con mano la malattia. E quindi come amiche ci siamo sostenute e abbiamo deciso appunto di cercare di sostenere anche le altre persone, dire: questo è un momento difficile della tua vita, ma sarà un cammino, per questo sei una passeggiata, sarà un cammino con difficoltà che ci saranno quotidianamente durante il percorso della malattia, ma che ha sempre un traguardo. E bisogna porsi sempre un traguardo nella vita e noi pensiamo sempre al traguardo della guarigione. E come donne il sostegno psicologico non è una cosa da niente e per cui ci siamo unite in questa esperienza, ecco, che ci ha dato molte soddisfazioni.
Dottoressa, quanti siete a lavoro? Guardi, per questa effettive iniziativa? siamo 8. Wow. Effettive siamo 8. Direi Non non siamo male. tantissime. Oggi ho 3 care amiche che mi hanno Sono accompagnato, qui. Manuela e Luisanna, e le altre che sono a casa, che posso nominare magari Patrizia, Franca, Resi e la Letizia. E la Teresa, scusate, però un po' di defiance Le ci salutiamo, sta. le ringraziamo anche loro, anche se non sono qui certamente, con noi. ecco, esatto. E le abbracciamo forte perché, vede, Anche una fascia d'età molto varia, è una fascia d'età molto varia. Abbiamo le settantenni, abbiamo le quarantenni, le cinquantenni, quindi ci amalgamiamo molto. È un gruppo di donne, quindi a volte ci sono degli scontri, diciamo, ma ci siete sono delle siete fortissime. peculiarità, però dopo l'unione fa la forza e quando credi in quello che fai riesci a raggiungere l'obiettivo e questo è il nostro obiettivo, insomma. Verissimo. Nel ringraziare anche chi non è presente qui, siamo noi che dobbiamo ringraziare. Questa è casa vostra, un pezzettino di questi palazzi è di ognuno di noi, veneti, e dobbiamo essere noi a ringraziare insieme anche al lavoro dell'amministrazione comunale, tutte le associazioni di volontariato, che di fatto siete in campo insieme alle nostre eccellenze sanitarie per queste grandi sfide. E quindi mi sono permesso di fare qualche domanda perché in retroscena molto spesso non si conosce il grande lavoro che c'è dietro anche a iniziative importanti come questo, e mi sono permesso, dottoressa, di fare questa domanda perché vorrei anche trasmettere a chi ci sta seguendo e chi ci seguirà in tutti i media anche nei prossimi giorni prima di domenica, per far anche percepire che queste iniziative non solo hanno un valore esserci per testimoniare il grande importante messaggio e la sfida che stiamo insieme combattendo e cerchiamo di raggiungere e di vincere, ma che c'è anche tanto lavoro di persone, di famiglie, che per realizzare questi eventi, insieme anche all'autorità pubblica, perché poi ha tutte le norme di sicurezza, giusto Sindaco, tutto quello che c'è tanto lavoro ed è tutto insieme diciamo, a tutta la struttura finalizzato a in qualche modo donare al nostro presente, ma soprattutto al nostro futuro, ai nostri ragazzi, alle nostre generazioni, un futuro migliore, un presente più vicino possibile, migliore. E questo è importante riconoscervelo, ringraziarvi per questo, rinunciate un pezzettino anche della vostra vita familiari, quindi magari qualche volta arriva anche qualche richiamo all'ordine, probabilmente. No. E di questo insomma va un profondo grazie anche da parte nostra. Io cercherò di recuperare, se non riuscirò a essere alla partenza, magari arrivando in qualche ora, Ma certo, però volentieri. cercherò di fare del mio meglio. Io non so, Sindaco, se vuoi o lo fa la Presidente, davvero in chiusura, un appello a essere presenti, magari nel dettaglio come si svolge magari le iscrizioni, se c'è dove si devono rivolgere la mattina e domenica, o però se no io chiederei a lei di darci questi dettagli perché è importante che chi ci sta ascoltando e ci ascolterà sappia esattamente a chi rivolgersi e dove rivolgersi per partecipare a questo bellissimo evento. Un'ultima cosa volevo dire, con lo IOVA abbiamo collaborato non solo anche da un punto di vista con la passeggiata in rosa, ma abbiamo fatto anche delle serate informative proprio con tutta l'equipe del dottor Giorgi, con serate informative proprio parlando della prevenzione, cura e sostegno appunto alle donne colpite di tumore al seno, e abbiamo avuto, anche se ha un piccolo territorio, come ho detto prima, un'ottima risposta. Quindi sì. non è solo la passeggiata di rosa, No, non è un una qualcosa volta di all'anno, più. ma è un lavoro che Sì, tutto l'anno sì, invece lavoriamo un po' tutto l'anno, insomma, per proporre varie manifestazioni. in varie serate di informazione Sì, e prevenzione. sì. Complimenti davvero, ancora grazie ancora di più per questo importante e aggiuntivo lavoro. E niente, per quanto riguarda domenica vi aspettiamo a Borgo Veneto, località Santa Margherita d'Adige, sul piazzale davanti alla chiesa. Ci trovate attivi dalle ore 8 e il punto di iscrizione è sul luogo, e alle 9, 9:15 massimo ci sarà la partenza.
E la passeggiata è una passeggiata aperta a tutti, uomini, donne, bambini, possono venire anche le mamme con i passeggini perché il percorso è agibile per tutti. Abbiamo un punto ristoro in un'altra località di Borgo Veneto che è Meliadino San Fidenzio, per poi tornare a fare un percorso ad Anello, diciamo sempre nella località di Santa Margherita d'Adige. L'iscrizione è di 8 euro che verranno completamente devoluti allo IOV, tutto il ricavato, e niente, vi aspettiamo numerosi. Bene, grazie sulle parole e sulla grande emozione della dottoressa Bernardinello, a nome di tutto il gruppo donne. Ci tingiamo di rosa domenica, speriamo numerosi con tutte le famiglie, con tutti i nostri ragazzi, per continuare la lotta contro il cancro al seno. Insieme un ringraziamento ancora, l'augurio che siamo di essere tanti e numerosi, in un territorio che pulsa forte, vero Sindaco, che vuole far sentire la propria voce anche vicino magari anche ai confini della nostra terra padovana e le altre province. E dica, dottoressa, scusi, abbiamo un fuori programma Niente, ci siamo permesse di omaggiarla della nostra maglietta distintiva. Grazie. Troppo, grazie mille. Così si presenta. Ecco, benvenute, così potete vedere anche il team al completo in rappresentanza del gruppo donne. Grazie del pensiero, davvero un grande piacere, un grande onore. Grazie a lei. Grazie di cuore. Scusatemi se mi è scivolata. Per chiudere questa bellissima conferenza stampa, vi prego, non solo con i vostri familiari, ditelo a degli amici, a conoscenti, anche a colleghi di lavoro, tutti insieme possiamo fare la differenza. Grazie a tutti e ci vediamo domenica a Santa Margherita d'Adige per la partenza, giusto Sindaco, di questa